Mancano solo poche ore alla revisione delle fasce di colore in cui è suddivisa l'Italia. Posta l'ormai conclamata Pasqua in rosso per tutti, il Veneto spera di poter passare in arancione già da martedì prossimo. Il perché lo spiega Luca Zaia. Domani saremo oggetto di valutazione. I dati in nostro possesso in questo momento sono, nostro possesso, R con T 1,12, quindi siamo sotto la soglia dell'1,25, quindi da arancione con l'R con T. Però c'è il problema dell'incidenza. Incidenza 226,8, siamo sotto la soglia del 2,50, quindi 2,26,8 è sotto il 2,50, quindi anche qui in teoria saremo da arancione. Sotto soglia anche i numeri dei ricoveri, sia in area non critica che in terapia intensiva. La speranza è che l'arrivo della zona arancione e un deciso passo in avanti con le vaccinazioni possano finalmente far superare un momento difficilissimo per le famiglie e le aziende. Allora ragazzi, incrociamo tutto quello che possiamo incrociare. Se sarà confermata la nostra proiezione che la dottoressa Russo con i suoi uffici ha fatto, noi domani speriamo auspicabilmente che ci sia un passaggio di colore. Si tratta però di numeri che non mettono il Veneto matematicamente al sicuro e Zaia lo ribadisce. Non sono i conti della serva i nostri, sono conti puntuali, però è pur vero che siccome stiamo parlando di decimali, capite che 1,12 e 1,25 non è che sia un condominio di mezzo, cioè stiamo parlando di 0,1,15.